Buonasera, bentrovati, un'altra puntata di preview a 3 giornate dalla fine della stagione regolare. Ci concentriamo ovviamente sul derby che attende il Catania e il Messina, derby da sold out già nelle curve ma praticamente in quasi tutti i settori dello stadio. Non ci saranno i tifosi del Messina, anche questo sappiamo. Affronteremo tutte le tematiche e daremo poi ovviamente alla fine le probabili formazioni delle due squadre. Intanto ne parleremo in studio con i nostri ospiti, anche con i collegamenti che avremo durante la nostra trasmissione. Intanto Saro Foti, buonasera. Buonasera, ciao buonasera Marco. Ben ritrovato. Grazie. E Gianluca Russo, ciao Gianluca, ben ritrovato anche a te. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. E poi vado da Naomi, che come sempre, Naomi Moschitta, ciao Naomi, che curerà i contatti con voi, con il pubblico. Ciao Naomi. Certo, ciao Marco, ciao a tutti gli amici e le amiche a casa. La linea WhatsApp è sempre quella per essere parte della nostra trasmissione. Allora io ritorno da te subito perché come sempre facciamo prima il punto della situazione. Di punti ne faremo tanti in questa trasmissione perché andremo a vedere ovviamente quello che attende anche il Catania nelle prossime 3 giornate di campionato, non solo in questa con il Messina. Ma intanto vediamo il prossimo turno e la classifica e torno da Naomi. 36esima giornata di campionato che inizia proprio domani, sabato 13 aprile 2024 alle 16:15 con 2 partite in contemporanea, Brindisi-Sorrento e Monterosi-Giuliano, mentre alle 18:30 si disputerà Potenza-Foggia. Il 14 aprile alle 18:30 c'è Casertana-Picerno e Latina Turris, alle 20:45 si gioca Catania-Messina e in contemporanea Cerignola-Virtus-Francavilla e Monopoli-Taranto, mentre il 15 aprile ore 20:30 Juve Stabia Crotone, alle 20:45 Avellino-Benevento. La classifica che vede Juve Stabia capolista a 74 punti, seguita da Avellino e Benevento a 63, Casertana a 58, Picerno 57, Taranto 56, meno i 4 punti di penalizzazione, Giuliano 52, Latina 51, Crotone 48, Sorrento 45, Foggia 45, Cerignola e Messina 44, Potenza 41, Catania e Monopoli a 39 punti, Turris 37, Virtus Francavilla 33, Monterosi 28, Brindisi 21, meno 4 punti di penalizzazione. Grazie Naomi. Allora io vorrei presentare un altro ospite che abbiamo collegato con noi, vale a dire Cristian Silvestri, ex difensore rossazzurro. Ciao Cristian, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Alla tua scuola calcio, dove hai appena finito, insomma, credo di fare lezione con i ragazzi, diciamo no? Sì, ho appena finito e invece che andare a casa a questo punto rimango qua. Va bene, dai, ti terremo con noi per circa un quarto d'ora. Intanto andiamo a fare il punto di quelli che sono gli ultimi derby giocati fra Catania e Messina con il servizio di Francesco Triolo. Il fascino di un derby secondario. Catania-Messina è stata vissuta per anni con questa etichetta. Il vero derby con Palermo e Reggio Calabria, la frase ricorrente lungo la A18. Ma di romanticismo ne è stato vissuto. Dalla partita delle maglie dei tifosi rossazzurri al Celeste al gol di Ciccio Marra al Massimino nella finale playoff del 2001. Atmosfere di un calcio siciliano in ascesa in quegli anni che ha fatto crescere anche la rivalità. A prescindere dalla categoria, dalla Serie C alla Serie A, è stato un decennio entusiasmante. I derby degli ultimi anni hanno perso quell'appeal, la caduta di entrambe sino alla Serie D, gli anni lontani dai grandi palcoscenici non hanno aiutato. Gli incroci sono ripresi nel 2016-2017, il Messina, allenato da Cristiano Lucarelli, che al suo debutto in Coppa Italia vince 2-0 con la doppietta di Madonia. In campionato trionfano i rossazzurri che rimontano il gol di Milinkovic, con le reti degli ex Pozzebon e Barisic. Quindi nel 2021, la stagione del fallimento del calcio Catania, si gioca solo il derby d'andata che termina 2-2. Messina, 2 volte in vantaggio, prima con Rondinella, poi con Marginan, ma Catania che la riprende con Albertini e Scipos. Sino al campionato attuale, già 2 i confronti, uno nel primo turno di Coppa Italia, che al Massimina Sorrisa al Catania, l'altro in campionato al Franco Scoglio con la vittoria del Messina per 1-0, gol dell'ex Emmausso che ha rilanciato i giallorossi. È passato un girone intero che ha ribaltato sogni, aspettative ed ansie.
Un girone intero, vado da Christian Silvestri e poi dai nostri ospiti in studio. Un girone intero, diceva Francesco Triolo, Christian, che ha ribaltato la situazione fra Catania e Messina. Adesso il Catania che insegue ha anche una posizione lontana dai play-out per andarsi a giocare poi invece i play-off dopo la vittoria in Coppa Italia. Christian. Sì, infatti, a parte, ecco, ne approfitto per fare i complimenti per la vittoria della Coppa Italia, perché comunque sia è stata una cosa importante per la gente di Catania, oltre a una grande soddisfazione. Per quanto riguarda il campionato è ancora un po' tutto aperto, direi. Un campionato ancora aperto, dice Christian Silvestri, campionato ancora aperto, Saro Foti, perché il Catania deve necessariamente, l'ha detto anche Grella, poi ne parleremo, faremo vedere ancora le sue parole di quel comunicato di lunedì, è la partita più importante della stagione. Ma è chiaro, il campionato è aperto per le negligenze del Catania, perché ha perso tantissime opportunità per uscire da questa posizione di classifica assurda, da increduli in questo momento. Però la realtà del calcio è questa, e quindi bisogna adesso pensare soltanto al dato di fatto, che è quello che bisogna mantenere la massima attenzione e concentrazione per non cadere in un'altra situazione ancora più drammatica di quella che c'è in questo momento. Mi dai l'assist perché vi faccio vedere una grafica con l'anno 2024 del Catania, vale a dire il girone di ritorno dei rossazzurri. L'abbiamo definito un campionato da horror in questo 2024 per il Catania. Vedete a sinistra tutti i risultati. Noi facciamo il punto dicendo che il Catania ha conquistato 14 punti in questo girone di ritorno, ha giocato 16 partite, ne ha vinte solamente 3, ne ha pareggiate 5 e ne ha perse 8. Solo il Brindisi ha fatto peggio del Catania in questa fase di campionato e possiamo dirlo in questo anno solare. Christian, come ci si risolleva? Non è bastata, sembra che non sia bastata la Coppa Italia, tu ne hai parlato poco fa, no? Hai fatto anche i complimenti al Catania, però ci si attendeva che questa Coppa Italia potesse dare uno spirito, uno slancio diverso che a Francavilla non si è visto. Sì, questo qua è quello, sono sincero, che mi aspettavo anch'io, perché ho visto la partita in televisione e ho visto un Catania vivo, con entusiasmo, lottare pallone su pallone, e sinceramente anch'io mi aspettavo una ripresa, diciamo, importante, però è pure vero che se poi magari il Catania è questo che ha fatto nella partita in Coppa Italia, probabilmente le caratteristiche per uscire fuori dalle difficoltà ce le ha tutte. Probabilmente, spero che Francavilla sia stata, diciamo, un episodio sbagliato, ecco. Tu che hai giocato in Serie A al Massimino con la maglia del Catania, cosa ti senti di dire ai giocatori del Catania? Qualcuno di loro, lo sappiamo, subisce anche un po' quello che è il fascino e anche un po' la pressione del Massimino in una stagione sicuramente complicata. Ma sicuramente non lo so, io per me non era una pressione, ma era carica. Noi abbiamo, se ti ricordi, noi abbiamo fatto molto più fatica quando abbiamo avuto il problema dello stadio, esatto, cioè della chiusura del senza pubblico, ma quando avevamo la possibilità di giocare con i nostri tifosi, venire a Catania era un problema per tutti. Perciò, più che pressione, direi che devono essere bravi a saper trasformare la carica del 12° uomo in campo, perché a Catania è veramente così. 12° uomo in campo. Gianluca, riguardando quella grafica, non era facile aspettarsi che il Catania andasse veramente così male in questo 2024?
Diciamo che un po', sì, la grafica è raccapricciante, se parliamo di risultati, Horror, abbiamo infatti, però poi alla fine cosa pensi? Pensi che il Catania ha cambiato 3 staff tecnici, Sì. circa 40 giocatori, cioè è successo di tutto quest'anno, loro è una squadra impronosticabile, cioè non riesce a capire che partita ci si può aspettare dal Catania contro il Messina, perché fai una prestazione del genere con il Padova, vinci la Coppa Italia e poi vai a perdere a Francavilla, una partita che avresti dovuto vincere, cioè era una partita a pronostico chiuso quella. Chiaro. Non ti puoi permettere, ma vai là e non perdi perché il Francavilla ti mette sotto, cioè perdi perché decidi di non giocare, come hanno fatto del resto in quasi tante partite in tutto l'anno. di questo, soprattutto di quest'ultima parte. Ricordiamo che il 2023 si era concluso con il 4-0 in casa del Benevento, la vittoria per 4-0 in casa del Benevento, che sembrava aprire altri scenari, particolare, per certi versi fortuita, almeno nelle dimensioni, perché c'è stata l'espulsione, lo ricordate, però poi infine è andata così. Saro Foti, alla fine è tutto azzerato però, perché adesso non c'è più niente, non c'è più margine per giocarsela. Ma questi sono i momenti durante i quali una squadra deve mostrare di avere le componenti giuste. E la squadra in questo momento deve... Famose, famigerate 5 componenti delle di Lomonacchiana memoria. Bisogna che tutti siano compatti. Sì. La tifoseria, la società, i giocatori, la stampa, il pubblico, perché se va male la partita contro il Messina, il Catania davvero rischia grosso. E lo vedremo con alcune Intanto, grafiche che vi facciamo vedere, il vi faremo vedere dopo. Che non è cosa da poco è quello che non farebbe playoff, che probabilmente facendo i play-out non farebbe playoff. Esattamente, quindi speriamo che la gara di domenica sbrogli qualche matassa ingarbugliata. Naomi, quali matasse vedono nel futuro del Catania i nostri tifosi? Beh, intanto sono stati molto attenti durante il tuo colloquio con Silvestri, si sono rilacciati a una frase che tu hai pronunciato, dicono: Marco, tu chiedi come ci si risolleva. Ce l'hai presente quando la mattina da piccolo tu non volevi alzarti per andare a scuola, ma tua mamma entrava nella stanza con fare dittatoriale? Ecco presente. Così, a Coppiligno. Mia mamma non era dittatoriale, però ce l'ho presente quando mi alzavo. Alcune mamme catanesi invece, evidentemente no, questa reazione, no, vogliono questa reazione. Tra parentesi, non mettete messaggi in grafica perché il venerdì fai vabbè, ma noi capricci. facciamo uguale. Il sistema fa i capricci, ma fa lo stesso. Il campionato ancora aperto, sempre ricollegandoci a quanto detto da te prima, pure i centri di recupero psichiatrici. Vi consiglio di andarci per un supporto prima della partita di domenica, perché non lo so come finisci. Io mi sento instabile, non la supero questa volta, ve lo dico. Melo, non sei solo. Manda un messaggio al nostro numero WhatsApp quando hai in mente di fare un gesto che non è giusto commettere. Sembra il telefono azzurro, diciamo, Esatto. rosso-azzurro in questo caso. Esatto. Scrivono: buonasera a tutti, il presidente del Messina ha promesso un premio speciale se il Messina vince al Massimino e spedisce nei playoff il Catania. Ninuzzu u tifuso. Vabbè, pure noi, il nostro premio è stata la Coppa, domenica Coppa, la Coppa, no, vabbè. Domenica il Catania deve indossare la maglia senza strisce, non la meritano, quindi propongono una nuova maglia tutta blu, nel blu dipinto di blu senza strisce rosse. Poi c'è un messaggio per i nostri ospiti, scrivono: complimenti ai partner di questa sera, persone molto qualificate e professionali, forza, ce la faremo, dai Catania. Ebbene, complimenti, ovviamente mi fa piacere, complimenti per i nostri ospiti. Allora, vi faccio vedere invece in grafica le parole di Grella, il comunicato stampa che tutti ovviamente avete letto e abbiamo letto di lunedì, ma ricapitoliamo quello che ha detto Grella proprio perché vi facciamo notare appunto la situazione, o almeno quello che abbiamo provato a riassumere di quel comunicato, no? I nostri tifosi sono delusi, arrabbiati e preoccupati. Mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania, con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri calciatori, li renderanno certamente più forti in occasione della partita in programma domenica, che è la più importante, dice Grella, della stagione. Cristian, un intervento sentito, quello dell'amministratore delegato e vicepresidente del Catania, un intervento giusto secondo te? Tardivo? Il momento era necessario? Era necessario per il momento? Ma sicuramente giusto perché l'abbiamo detto prima, no? Campionato aperto,
ma aperto in tutti e due i sensi, nel senso sei vicino ai playoff e sei vicino ai playout. Perciò oggi è il momento di stringersi intorno alla squadra e ti ripeto, per la gente di Catania non è un problema perché sono molto attaccati alla squadra e è giusto perché adesso serve una prova di maturità, di consapevolezza anche dal punto di vista dei ragazzi. Ti piacerebbe giocarla questa partita? Tu eri abituato a palcoscenici. Senza dubbio, senza dubbio. Magari. Abbiamo fatte tante di battaglie così all'ultima giornata noi anche. Addirittura noi siamo riusciti anche a farle alle ultime giornate. È vero, per riuscire a restare in Serie A. Cristian, io ti saluto e ti ringrazio per la tua partecipazione e per il tuo attaccamento anche a noi, alla nostra trasmissione e al Catania in generale. Grazie Cristian Silvestri, una buona serata. A voi, buonasera a tutti, grazie. Noi ci fermiamo, invece ritorniamo fra pochissimo con i nostri ospiti. Incominceremo a entrare nel vivo guardando nuovamente la classifica e proprio la corsa salvezza che deve portare il Catania fuori dalla zona play-out. A fra poco. Di nuovo in studio per la seconda parte di preview. Abbiamo commentato del 2024 veramente difficile, abbiamo definito da horror del Catania fino ad ora. Abbiamo rivisto le parole di Grella, abbiamo fatto il punto sugli ultimi derby. Ora ci proiettiamo sulla corsa, quella che è la corsa salvezza in questo momento. Lo facciamo con gli ospiti in studio, con Saro Foti, con Gianluca Russo e anche con un altro ospite collegato, il collega della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Ciao Nicola, ben ritrovato, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera. Grazie per essere con noi. Allora vi faccio vedere intanto la grafica della classifica in questo momento nella zona salvezza. Eccola qui con il Catania con 39 punti, quelle in giallo sono le squadre che sono in questo momento in zona play-out, il Monopoli è in zona play-out e non il Catania per via della differenza reti, lo specifichiamo. A destra invece vediamo quello che serve per evitare eventualmente i play-out. Ricordiamo che la distanza deve essere superiore agli 8 punti, per cui non superiore o uguale, ma superiore agli 8 punti per evitare gli scontri o fra quintultima e penultima o fra terzultima e quartultima. Nicola, noi ci eravamo sentiti con te a gennaio, era un momento in cui il Catania si stava giocando l'accesso alla finale di Coppa Italia, poi raggiunta e vinta. Parlavamo del mercato, mi ricordo di un mercato chiaramente che già in quel momento era infarcito di nuovi giocatori, avevamo sollevato anche dei dubbi sulla possibilità di integrarsi di questi giocatori, ma forse nessuno di noi si aspettava di arrivare a questo punto alla fine del campionato per il Catania. No, decisamente è qualcosa di incomprensibile e di incommentabile, perché si sta di sbagliare un progetto, ma sbagliarne due in una sola stagione è allucinante. Sia quest'estate che a gennaio sono stati sbagliati gli allenatori e i giocatori che sono stati messi a disposizione, e quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Adesso aver forse puntato troppo da troppo tempo su questa possibilità di vincere la Coppa Italia o arrivare in finale per accedere direttamente ai turni con le migliori dei playoff è stato forse ha distratto la squadra, non lo so, che non ha mai lottato per nulla in campionato, non ha mai avuto un atteggiamento competitivo e non ha mai rincorso nulla di eclatante, come invece ha fatto bene in Coppa Italia, vista appunto la vittoria finale. E adesso la situazione è veramente molto preoccupante perché dietro rischi veramente di farti risucchiare nei play-out e sarebbe un flop clamoroso. Adesso andremo a vedere anche il calendario delle prossime sfide, che riguarda ovviamente sempre la corsa per la salvezza. Saro Foti, Nicola Binda diceva forse questa squadra si è concentrata troppo, si è parlato troppo della Coppa Italia, è diventata, sembrava quasi inevitabile che a quel punto fossero play-off e poi invece
sono tutti da conquistare. Sì, è vero, perché la conquista della Coppa Italia, o almeno il raggiungimento della finale considerata la classifica del Padova, è stata enfatizzata forse oltre il dovuto, magari mettendo un po' da parte l'interesse e l'attenzione per il campionato, un campionato dove è proibito distrarsi, ma soprattutto è un campionato che vive di fortissimi tensioni agonistiche, e dove le squadre lottano tutte col coltello tra i denti. Io ho visto la settimana scorsa Benevento-Juve Stabia, e basta vedere quella partita e si capisce perché è prima e seconda, Sì. perché squadre che sono abituate a questa categoria, a lottare su ogni pallone, a farne dell'aspetto agonistico, oltre che tecnico e tattico, una componente fondamentale, cosa che nel Catania non sempre c'è stata. Allora andiamo a guardarla, la corsa alle ultime 3 giornate di questo campionato di Serie C, di questa stagione regolare del campionato di Serie C, girone C, con le sfide che attendono il Catania. Le vedete, Catania 39 punti, le partite che vedete in bianco sono le partite che le squadre affronteranno in casa, quelle invece in nero le partite che affronteranno in trasferta. Intanto, guardando questa grafica, vi chiedo, parto da Nicola e poi chiedo anche a Saro e a Gianluca, quale secondo voi può essere la quota per essere certi di evitare i play-out? Nicola, parto da te. Ma secondo me non è sbagliato guardare a quello che può fare il Monterosi, perché il Monterosi dovrebbe guadagnare, mi sembra, 3 punti in 3 partite, no? per arrivare a 8, Esatto. se non ricordo male. E quindi più che altro è lì che bisogna mettere gli occhi, anche se adesso il Monterosi ha 2 partite in casa su 3, e quindi che per 3 punti può essere difficile. Ma io c'è chi guadagni 3 punti. guarda il calendario anche della Turris. La Turris nelle prossime 2 giornate gioca proprio con il Monterosi e con il Brindisi. Diciamo che secondo me diventa ancora più importante per il Catania la partita con il Messina, perché se no rischi veramente che la Turris te la ritrovi a 43 punti con queste 2 partite che la attendono. Non so se sei d'accordo. Sì, ma se la Turris batte il Monterosi, c'è Turris Monterosi. Esatto. E se batte il Monterosi rimane dietro, quindi il play-out salta. Ma c'è il Monopoli. E c'è il Monopoli a quel punto. Sì, certo. Sì, vabbè, io adesso consideravo il Monopoli, dunque 1-2. No, il Monopoli o il Catania vale per tutti e 2. Esatto. Cioè il rischio da evitare è il quart'ultimo posto al momento. Questo è il problema, certo. che è il rischio da evitare. Quota salvezza. Però, voglio dire, bisogna, quella partita lì potrebbe sicuramente impedire al Monterosi di arrivare a -8 e alla Turris di scavalcare il Catania. In ogni caso è una buona notizia per il Catania. Quota salvezza. Secondo me occorrono 44 punti. 44 addirittura. Secondo me sì, perché il Monopoli a 44 ci può arrivare, a 43 ci può arrivare. E quindi se il Catania non dovesse arrivare a quota 44 scavalcherebbe il Catania. Io credo che con 44 si è probabilmente al sicuro. Gianluca. Sì, mi preoccupa il calendario della Turris perché potenzialmente potrebbe fare 9 punti. Quindi il Monopoli è una squadra che comunque sta facendo bene e credo che... Il Monopoli sta andando forte in quest'ultima fase del campionato. Quindi penso non meno di 44 punti, non meno. Ecco perché dicevamo, Nicola, questa partita con il Messina diventa, l'ha detto anche Grella, no? nel comunicato che ha fatto diramare dall'ufficio stampa del Catania lunedì, diventa la partita più importante della stagione per il Catania. Sì, certo, assolutamente, ma sono state troppe le occasioni fallite dal Catania che poteva essere già tranquillamente salvo da tempo. Questa ha anche un motivo campanilistico che dovrebbe caricare un po' di più l'ambiente e la squadra. Il Catania ha tutte le possibilità di farcela, però evidentemente quando va in campo non
non ha veramente le giuste motivazioni per portare a casa i 3 punti. E la cosa grave è che va bene, adesso a salvarsi, io sono ottimista, penso che non ci saranno problemi, però poi affrontare i playoff in queste condizioni non so a che pro, insomma, perché affrontarli dopo un rendimento del genere non ti porta lontano. Quindi ripeto, è vero che invece in Coppa Italia la squadra si è esaltata, però io credo che questa stagione debba finire in fretta per riprogrammare l'altra, perché per come è andata veramente è stata proprio una stagione disgraziata. Meglio mettersi al riparo dalla salvezza in fretta e non pensarci più. Anche questo è un tema giusto che solleva Nicola Binda. Vediamo invece i temi che sollevano i nostri telespettatori con Naomi. Beh, in merito alle recenti dichiarazioni sulla presunta paura che hanno i giocatori quando scendono in campo, scrivono: ma tu ti immagini dei giocatori che hanno paura di giocare a calcio? È come se io che faccio il salumiere ho paura dei salumi. Mi dia 2 etti di mortadella. E io, no, mi scando signora, se tagliassi lei. Effettivamente. Però magari se mentre taglia la mortadella ci sono 20.000 persone lì che lo guardano, già diventa diverso, oppure no? Ma hai ragione, chissà. A tal proposito scrivono: buonasera, il discorso che fa Grella con quello che dicono tutti. Grella dice di essere intanto allo stadio con il Messina e questo è scontato, ma i giocatori la sanno tenere la pressione dei tifosi? Allora è meglio che entriamo a partita finita. È un'altra proposta effettivamente interessante. Il Catania in questo momento è fuori dai play-out, il problema è quello di restare fuori senza essere risultati in giù. Dalle puntate precedenti lui ha fatto un resoconto di quello che è accaduto finora. Da Messina arrivano commenti: vogliono mandarci in Serie D, con i palermitani che incitano all'impresa. Se i giocatori del Catania hanno un po' di sangue nelle vene, gli dovrebbero tappare la bocca. Ah, stiamo freschi. Ma stasera viene Francesco Triolo? Si chiedono. Sì, no, sì, io certo. gli voglio bene, è uno dei nostri ormai, però qualche gesto scaramantico quando spunta prima del derby ufazzo. Non dico quale, ma capitemi. Noi abbiamo capito l'allusione. Ci starà probabilmente già ascoltando. Vi faccio vedere, grazie Naomi, Grazie ritorniamo da te fra pochissimo. Vi faccio vedere invece l'altra grafica che è relativa alla situazione negli sconti diretti che riguardano il Catania. In caso di arrivo a pari punti, il Catania è in vantaggio sia con il Monopoli che con la Turris, ovviamente pari punti solo con una di queste 2 squadre, come adesso è col Monopoli, no? Per la differenza reti. Il Catania invece in svantaggio con il Potenza e con la Virtus Francavilla. In caso di arrivo alla famosa classifica avulsa, in caso di arrivo a pari merito di 3 squadre, Monopoli, Catania e Turris, sarebbe il Monopoli davanti, il Catania secondo in questa classifica avulsa e la Turris terza. Questo per fare il punto della situazione. Insomma, Nicola, di numeri ne abbiamo snocciolati tanti, ma poi alla fine non sono certo i numeri che scendono in campo e domenica i tifosi, lo sentiamo anche dai commenti che arrivano alla nostra Naomi, si attendono di vedere un Catania diverso da quello che hanno visto in questo 2024 da horror in campionato. Ai tifosi non si può rimproverare nulla, anzi quest'anno hanno sempre garantito un grande sostegno, una grande presenza allo stadio. Certo, io l'unico, così non dico consiglio, non mi permetterei, però io direi loro di vivere la situazione con un po' di serenità, perché il Catania ha finalmente finito nelle mani di una proprietà seria che garantisce un futuro importante al club. Quindi la voglia, il desiderio, la smania di vincere a tutti i costi non aiuta sicuramente. Bisogna solo avere calma e pazienza, ma sappiate che nel giro di pochi anni il Catania come minimo in Serie B ci arriva. Non bisogna però mettere ansia e angoscia. Io non dico che questa squadra viva quest'ansia, questa angoscia, sia spaventata o preoccupata. Io credo che all'interno di questa squadra non si sia mai creata la giusta chimica tra i giocatori. Ci sono sempre state poca sintonia tra i giocatori, ecco. Non sono mai andati tanto d'accordo, non hanno mai fatto squadra e quindi questo è alla base di tutto. Bisogna l'anno prossimo ricostruire la squadra cercando di prendere dei giocatori che anche come caratteristiche umane, come carattere, siano più in simbiosi, in sintonia e riescano ad andare d'accordo, perché sui valori tecnici non si discute. Alla paura non credo, perché non sono bimbi spaventati e viziati. Io credo che proprio quando tra di loro c'è solo la voglia di allenarsi e tornare a casa e non di stare insieme a frequentarsi, vuol dire che
non è nata quella chimica che è alla base delle squadre di successo. Quindi finiamo in fretta questa stagione e auguro al Catania di riprogrammarne un'altra con più soddisfazioni. Nicola Binda, io ti ringrazio e magari spero di ritrovarti, chissà mai, in un altro collegamento, magari prima di una partita importante che magari il Catania giocherà nei playoff, vorrà dire che almeno l'incubo play-out non ci sarà più. Grazie Nicola, una buona serata. Grazie a voi, buona serata, ciao ciao. Grazie ancora a Nicola Binda. Io torno da Gianluca invece per andare a guardare un po' la situazione tattica che abbiamo trovato, soprattutto, anzi, nella partita in casa della Virtus Francavilla. 3 clip ha isolato per il Catania partendo dalla fase di non possesso, esattamente in una situazione prima sul palo di Artistico, perché che problema c'è stato nella difesa del Catania? Palo di Artistico a inizio partita. Disorganizzazione della linea difensiva in fase di non possesso. Questo è quello che si evince dai filmati, perché in entrambi le fasce del Catania mancano i quinti, tardi il ritardo nel rientro verso la difesa della porta, e infatti in quella situazione va a prendere il posto del quinto il play che è Welbeck, e quindi questo comporta un ritardo sugli esterni, poi la palla finisce sul palo, ma nel caso Artistico avesse messo palla al secondo palo, l'altro attaccante del Francavilla si trovava da solo, libero e privo di marcatura. Invece il gol di Artistico, diciamo che le immagini della Lega non sono granché, nel senso che sono tagliate proprio nel momento in cui Artistico riceve il pallone, per cui non si vede come era piazzata la difesa del Catania precedentemente, però le possiamo vedere per tentare di capire almeno da quel momento in poi dove sta l'errore. Sì, anche qua c'è la linea difensiva, purtroppo, infatti come dici le immagini non ci aiutano, la linea difensiva è spezzata, abbiamo ancora i quinti fuori posizione. Questa è stata una palla facile da leggere perché veniva da lontano, palla scoperta, la difesa ci si deve comportare in maniera diversa, deve scappare. Qua invece si è pensato solamente a stare fermi, gli esterni in ritardo, c'è veramente molta disorganizzazione, è difficile anche commentarle le determinate azioni del Catania, perché era una partita che doveva essere presa un altro piglio tattico e agonistico, e invece tutto questo non c'è stato, e poi si assistono a questi errori veramente. Lancio lungo, Saro Foti, lancio lungo, pallone stoppato da un attaccante che ha fatto vedere in questo campionato di avere delle caratteristiche importanti, che poi ha fatto un po' quello che voleva lì, no? Ma Marco, qua la situazione da discutere secondo me è un po' più ampia, perché si commettono errori, come ha fatto vedere Gianluca e come abbiamo visto in tante altre partite, errori banali, errori che il Catania in certi contesti non ha commesso. Questa è una squadra che ha alternato partite di livello importante e partite mediocre. Allora, la verità è che il calcio oggi non consente a nessuno di potersi distrarre. Basta una sola pedina che si muove male in campo per far creare un effetto domino e far andare fuori giri tutta la squadra. Quindi è importantissimo che tutti abbiano lo stesso spartito e tutti operino allo stesso modo. Il Catania molte volte pecca, a mio parere, nel contesto logico della gara, in velocità di pensiero e tempi giusti, che sono due fattori determinanti nel calcio, assieme alla tecnica, alla tattica e alla condizione fisico-atletica. Quindi anche velocità in generale. L'aspetto psicologico è fondamentale. È una squadra che nel contesto di una stagione calcistica gioca 3-4 partite di altissimo livello, come quello in Coppa Italia, come altre prestazioni che sono state disputate, e invece partite pietose dal punto di vista dell'applicazione e dell'attenzione, e quindi se non c'è velocità di pensiero, se non ci sono tempi giusti, si arriva sempre dopo rispetto all'avversario, si legge dopo una situazione, si becca il gol, poi ci si mette le mani in testa.
E ci si mette magari le mani nei capelli, no, completa. Questa è una squadra che ha bisogno di giocare ogni gara come la gioca, faccio un esempio banale, la Juve Stabia. Io la Juve Stabia l'ho vista giocare tante volte. Non è una squadra che ha un tasso tecnico elevatissimo, è una squadra che è molto organizzata, è una squadra che è combattiva, è una squadra che è dentro il contesto del campionato. Dentro il contesto del campionato, situazione in cui il Catania non è stato granché ovviamente in questo campionato, anzi abbiamo detto per nulla, soprattutto nel 2024. Ultima clip con Gianluca, questa volta invece una fase di possesso. Viene fuori un po' forse quello che ha detto Nicola Binda, no? Di una squadra che non si trova magari fuori dal campo e certe volte non si trova magari anche in campo. Guardiamo un po'. Sì, è un attacco del Catania comunque ben sviluppato, abbiamo una palla sull'esterno, arriva dentro area, anziché scaricare palla sull'attaccante che è Di Carmine, che si era tirato fuori dalla linea di difesa del Francavilla, deve ricevere palla, gli devi dare palla per farlo calciare in porta, invece che fai? Preferisci fare un dribbling a rientrare e calciare in porta da una posizione improponibile. Quindi io là credo che il gruppo c'entri poco, cioè secondo me questi sono limiti. Magari i giocatori presi a 1-1 sono giocatori di caratura, probabilmente faranno anche bene l'anno prossimo da altre parti, ma tutti assieme hanno dei limiti impressionanti, perché in questa situazione, una partita così complicata, così importante, tu appoggi palla dietro, Di Carmine fa gol e si risolvono tanti problemi. Non ci arrivano proprio una questione di limiti, cioè il gruppo poi secondo me c'entra anche poco in queste situazioni. In queste situazioni secondo qua. me sì. Io chiedo alla regia se abbiamo con noi o se avremo fra poco Francesco Triolo, visto che ce l'hanno chiesto con affetto, diciamo, i tifosi del Catania. Intanto, guardando l'ultima partita del Messina con il Monterosi, chiedo a Gianluca che partita ci possiamo attendere da parte del Messina. Sì, abbiamo dei dati importanti sul Messina e poi li vedremo dopo nelle statistiche a confronto, però possiamo già immaginarci un Messina probabilmente con un 4-2-3-1, quindi con queste 3 sottopunte, la fase di possesso molto importante perché il Messina attacca sempre con 6 uomini, anche questo lo faremo vedere in analisi, hanno sempre il terzino lato palla che si propone sempre, quindi per creare superiorità numerica sugli esterni. E i dati interessanti del Messina sono per esempio questi: il numero elevato di cartellini del Messina che ha preso in questo campionato è l'intensità di duello. L'intensità di duello che cos'è? Consiste nell'intercetto, nei contrasti, nei recuperi palla durante il possesso palla degli avversari. Quindi il Messina ha un quoziente di 6,5 che, sommato poi ai cartellini rossi che ha preso, che sono ben 11, e i 99 cartellini gialli, cosa ci fa capire? Che è una squadra che quando non prende palla, quando trova avversari che fanno girare palla in maniera veloce e verticalizzano, questa squadra perde il lume della ragione tattico, cioè riesce poi a fare fallo, perché fanno dell'aggressione, della riconquista della palla la loro arma migliore. Non sempre ci riescono, anche là questione di limite, di palleggio, di buon palleggio degli avversari, e quindi tendono a fare fallo, a interrompere le azioni. Potrebbe essere un mismatch importante. Un mismatch importante per il Catania, però è indubbio, Saro Foti, che questa squadra, stiamo parlando del Messina, avversario del Catania in questa domenica di campionato, è una squadra che ha fatto il contrario del Catania, ci ha stupito in positivo, perché nessuno si aspettava di trovare un Messina a un punto dalla zona playoff a 3 giornate dalla fine. È una squadra che ha avuto un andamento altalenante, perché c'è stata una fase del suo campionato, cioè del Messina, che sembrava dovesse precipitare. Poi invece si è rimesso in corsa, ha fatto una serie di risultati importanti ed ora è in una posizione di classifica dove magari potrebbe strizzare l'occhio ad un 11° posto, perché no, guardando un po' i punti che ci sono a disposizione. Sono in tante in quella posizione, in quella zona però. E un'altra cosa è una squadra che avrà una carica particolare, perché sembra un derby di natura molto intensa per come la storia ci insegna, e quindi io mi aspetto a Messina battagliero, ma al tempo stesso potendo giocare con una più attenta lucidità rispetto a quello che invece sarà il Catania, perché il Catania vivrà una partita di altissimo stress emotivo.
Allora, a proposito di stress, di emozioni, di dichiarazioni in questo caso, io vi faccio ascoltare le dichiarazioni di Modica, allenatore del Messina, che ha parlato anche della stagione del Messina, perché certo si può dire tanto degli errori che sono stati fatti in casa Catania, ma certamente la società è lì ed è presente, non ha certo lesinato sforzi anche economici. Situazione in casa Messina un pochettino diversa, così l'ha disegnata il suo allenatore. Andiamo ad ascoltarlo. Non siamo salvi, quindi ne parlo ora proprio perché non siamo salvi, perché sembrerebbe adesso ti togli i sassolini e ti togli e basta. C'è un momento in cui uno arriva al top del riempimento del cervello, se si può dire, e quindi siamo stanchi di subire sempre situazioni avverse, situazioni angherie. Non tanto, a me non interessa oggi parlare degli arbitri, in generale i comportamenti. Questa è una squadra che avrebbe meritato molto di più sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto dell'essere messi nelle condizioni di poter fare un qualcosa di diverso con queste risorse umane. E non è a caso che gli ultimi 6 anni qua hanno toppato tutti gli allenatori, non è un caso, rifletteteci bene, perché Messina è straordinariamente bella. Io nutro un grande rispetto per chi viene la domenica, fa le trasferte, questa curva meravigliosa, buona parte della tribuna, ma mi sembra un ambiente abbastanza tetro, non so perché, non so per quale ragione, non so per quale motivo, ci sono sempre delle critiche e non va mai bene niente. Sono più le cose belle che le cose negative che ho ricevuto dalla squadra, cioè pochissime, tranne il giorno d'andata dove abbiamo fatto 5 sconfitte, ma ribadisco pure che abbiamo fatto 12 partite in un mese e che spesso mancavano i campi anche per allenarci in un campo decente. Abbiamo fatto anche qualche rifinitura all'antistadio noi, ma nessuno ne vuole dire niente, nessuno ne vuole parlare, e adesso parlo io, perché siamo arrivati alla fine e comunque quello che succede succede, è giusto che ognuno poi tiri i remi in barca. Rifinitura nell'antistadio, insomma, ha raccontato di quello che è stata la stagione del Messina. Saro Foti, dalle parole di Modica, un po' lo sapevamo, non certo facile. Ma dalle parole del tecnico si evince che difficoltà interne ce ne sono state. Io credo che l'allenatore, il gruppo, la squadra hanno bisogno di lavorare in un clima sereno, ovattato di affetto, di simpatia, dove deve essere propellente per poter fare risultati. Quando si vive in situazione di angoscia, come dice Giacomo, non va niente bene, vuol dire che il clima non è ideale per poter fare. Intanto però il 44 punti. Ha i punti per poter guardare con un occhio verso l'alto. Determinante il cambio di modulo? Dicevi Gianluca anche mentre ascoltavi Modica prima. Sì, è un dato di fatto. Lui ha cambiato sistema di gioco, 4-3-3, poi si è messo 4-2-3-1, mettendo Emausso sotto punta. È stata una genialata tattica, perché da là la squadra ha preso un passo diverso, riusciva a fare gol, ha fatto risultati, e quindi complimenti a loro, perché non era facile in quel momento là accettare. Poi fra l'altro lui è uno zemaniano, quindi 4-3 a vita non era facile cambiare. E uno dei momenti di svolta per il Messina è stato proprio il derby di andata, poi andremo a rivederlo nella prossima parte di preview. Intanto chiudiamo questa seconda con Naomi. Sentiamo se il tenore dei messaggi è migliorato oppure c'è sempre quel pessimismo latente, anzi latente, per nulla latente. Palese, altro che latente, proprio palese questo pessimismo. A proposito di pessimismo cosmico, oserei dire, scrivono: ma quando termina questo stillicidio? Non se ne può più, firmato Leopardi, che di pessimismo se ne intende, quindi pare fatto apposta. Sono molto attenti i nostri amici a casa, scrivono: Mister Foti parla di spartito musicale e spera che tutti abbiano lo stesso. A me sembra che in quella squadra da una parte c'è chi suona la nona sinfonia di Beethoven, dall'altra ci sono i ricchi e poveri con Sarà perché ti amo, nell'altra c'è Edoardo Bennato col Gatto e la Volpe. Non si capiva più niente. E se facessimo entrare 20.000 bambini? Dice, già non si capisce niente, continuiamo a non far capire niente. Immagini 20.000 bambini allo stadio, bellissimo, perché bellissimo, perché per di più col Padova hanno portato bene i ragazzi e le giovanili che erano là, 1500, e il Catania ha vinto. Moltiplicalo per, vabbè. Buonasera a tutti, io voglio dire ai giocatori del Catania: se andate in vantaggio sappiate difendere questa squadra. Jack 51 che non le manda a dire. L'errore del Catania è non aver preso Ezio Raciti, un nostro fedelissimo, che per 2 anni ha salvato il Messina facendo miracoli, scrive Piero Messina.
che non sappiamo se è di Messina, il cognome così dice. Vabbè, per il momento vi fermo diciamo qui. che è il cognome, ma anche forse chissà la provenienza. Beh, vedremo, vedremo. Intanto ci fermiamo, torniamo a parlare del derby fra pochissimo nella terza parte di preview. Ritorniamo a parlare di Catania-Messina, terza parte della nostra preview, in attesa di collegarci con Francesco Triolo, visto che appunto è molto atteso anche dai tifosi del Catania. Andiamo ad esaminare il Messina, l'abbiamo fatto in parte Gianluca con le immagini dell'ultima partita contro il Monterosi, lo facciamo con l'angolo tattico andando a vedere come si sistema in campo questa squadra con questo 4-2-3-1 che è particolarmente stretto in campo. Sì, è stretto perché lasciano le corsie aperte per l'inserimento del terzino lato palla, avevamo detto. Quindi eccoli qua, schierati in difesa a 4, vedete il terzino destro pronto per andare, i due centrocampisti, ricordiamo che Franco dei due è quello che rimane più a copertura della difesa, e il trio d'attacco che quando riceve palla la zona centrale sta molto stretto per concentrare la difesa avversaria in zona centrale per poi aprirsi sugli esterni. Quindi è una situazione che Catania dovrà attenzionare perché sono veramente pericolosi. Pericolosi in questa occasione, Saro Foti, hai visto anche tu le immagini. È un Messina che appunto modificando lo spartito ha dato un impulso nuovo al campionato. Ma ha dimostrato intelligenza Giacomo Modica, perché come diceva Gianluca lui è un assertore forte del 4-3-3, un sistema di gioco che ha utilizzato anche gli anni precedenti quando lui ha allenato ed è stato bravo, abile a modificare. D'altronde il tecnico deve essere così. Quando qualcosa non va deve trovare la soluzione. Alla fine l'allenatore non deve vivere sul suo sistema di gioco, ma il sistema di gioco viene dettato da quelle che sono le caratteristiche dei calciatori. E questo sistema di gioco evidentemente Giacomo Modica ha trovato la quadra giusta, squadra compatta, squadra stretta, che nella fase del non possesso riesce anche a creare la giusta densità e a difendersi anche adeguatamente. D'altronde hanno fatto una serie di risultati importanti. Importanti che poi fra poco andremo a vedere nelle ultime 5 partite. Sempre fase di possesso del Messina, un attacco che coinvolge nella manovra 6 uomini, Gianluca, anche con gli esterni. Sì, con uno degli esterni. Soprattutto con gli esterni. Eccoli qua i due centrocampisti, il terzino lato palla che va su, i 3 attaccanti. Quindi questa è una situazione che specialmente sull'esterno, quindi su palla esterna, ti creerà superiorità numerica, parlo lato Messina, quindi bisognerà stare attenti. Come ovviare ovviamente, o vai a fare una pressione forte nella loro prima costruzione in fase di possesso del Messina, o se no sei costretto a subirla, perché palleggiano bene, hanno 2 o 3 giocate codificate, sono pericolosi, forti, si cercano e si trovano, perché a differenza poi di quello che sta succedendo in questo momento al Catania, giocano di reparto e quindi sono molto presenti e molto altruisti tatticamente. Si vede anche nell'altra clip che hai isolato, anche in questo caso la situazione con il terzino, con l'esterno basso che arriva, che dà aria alla manovra del Messina e che dà la possibilità appunto di far sviluppare meglio il gioco. Sì, poi loro sono avvantaggiati perché ritengo che abbiano in Lia uno dei cursori di fascia più forti di questo campionato ormai da anni. Sempre presente nella nostra top 11, troppo forte. Ma non è perché lo vuoi tu, cioè nel senso no, lo specifichiamo. Lo prenderei subito, lui e Viteritti credo che siano i migliori per il ruolo, ma questo è un altro discorso. Esatto. No, dico, l'azione questa è quasi simile a quella precedente, c'è una fase di possesso, loro vanno in mezzo, aprono sugli esterno perché è quello che vogliono, eccolo qua il terzino arrivare, ma intelligentemente il giocatore del Messina ha visto lo spazio sul lato opposto, quindi accelera la giocata e poi là c'è un gran gol di Plescia che fa tutto da solo, insomma, ecco, una squadra pericolosa. Squadra pericolosa, nella fase di non possesso però magari il Catania può provare ad approfittare, come sempre noi facciamo vedere tutte le situazioni, anche quelle che possono essere vantaggiose per il Catania. Ad esempio nella prossima clip vedremo che la pressione, anzi le prossime 2, c'è una pressione abbastanza tenue, per certi versi assente, sul portatore di palla.
Ovviamente non parliamo del Real Madrid, anche loro hanno dei punti deboli. Questo potrebbe essere uno di quelli, cioè in una zona di pericolo decidono di fare poca densità, si preoccupano più di chiudere la linea di passaggio. Questo comporta delle situazioni sgradevoli e da subire per la loro difesa, perché a palla libera il giocatore dell'avversario riesce a mettere questa palla alle spalle, per attacco alle spalle della linea difensiva e gli crea problemi. Altra situazione, bisogna essere bravi nello smarcamento tra le linee. Qua vedi i giocatori avversari sono riusciti a smarcarsi praticamente tutti, perché? Perché i calciatori del Messina sono fermi, quindi subiscono questa situazione, subiscono l'attacco alle spalle della loro difesa e credo che sia anche gol, sì, e subiscono anche il gol. Quindi bisogna sfruttarla questa situazione. Questa è una situazione che può sfruttare chi del Catania, Saro Foti, per caratteristiche? Ma per caratteristiche bisogna vedere chi scende in campo. Adesso fra un po' perché di fare questa giocata. Perché noi tutti quanti tifosi, simpatizzanti, spettatori normali, per esempio da Chirico ci si attendeva il salto di qualità anche in questo tipo di giocate, no? Buttarsi nello spazio, sfruttare le abilità tecniche e andare a rete. Sinceramente situazioni come queste non credo che siano nelle corde di Carmine, ma semmai lui deve aprire spazi per fare in modo che gli altri possano fare questo. O gli inserimenti di qualcuno con chi viene con la mezzala o con la seconda punta, bisogna vedere con chi gioca, se gioca per alta, se gioca... Vorrei aggiungere una cosa, adesso lo vediamo anche nell'altra immagine. Lo sviluppo della situazione è quindi non pressione loro sul portatore di palla e attacco dell'attaccante sulla linea, attacco alla linea del Messina, quindi quella potrebbe essere una giocata fatta di Carmine. Poi che loro mettono qualche uomo tra le linee, questo può essere un diversivo per cercare un attimino di avere comunque una soluzione di palleggio, di passaggio in verticale, ma la finalità è quella di attaccare questa linea del Messina che è molto statica. Lo vediamo appunto nell'ultima clip che hai preparato. Ho fatto l'assist. Sì, esatto, vabbè, ma viviamo di questo, insomma, ci illudiamo almeno di vivere di questo. Ancora la poca pressione e ancora un inserimento. Riescono ad uscire facilmente in una situazione di inferiorità numerica con un palleggio, servono l'uomo libero tra le linee e anche qua subiscono un gol fotocopia di quello precedente, quindi l'attaccante che attacca la linea del Messina alle spalle e poi fa gol. Quindi un'azione ovviamente sembra semplice, non lo è, perché ci vuole proprietà di palleggio, smarcamento, attacca la linea e finalizzazione, c'è un po' tutto in questa azione, però se il Catania scendesse in campo con un po' di voglia in più probabilmente è nelle loro corde. Allora, intanto è arrivata una nota del Catania, è arrivata proprio da pochissimi secondi, sulla situazione del pubblico, perché è già sold out, l'abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, ma c'è una nota del Catania con il vicepresidente ancora Grella che parla. Ero certo di questa risposta straordinaria, lo leggiamo insieme a voi. Ringraziamo i nostri sostenitori per l'ennesima dimostrazione di amore per la maglia. Adesso tocca ai nostri calciatori, saranno spinti al sentimento di una città, dovranno esaltarsi nella difficoltà e trasformare ogni respiro del nostro stadio in energia pura per regalare una gioia ai tifosi rossazzurri. Questa è la nota del Catania, arrivata veramente da qualche minuto. Fra poco dovrebbe essere con noi Francesco Triolo, che mi dice che lo possiamo anche chiamare, mi fanno sapere, lo dico alla regia. Andiamo a vedere invece le statistiche a confronto delle due squadre per vedere come con i numeri ancora Catania e Messina si confrontano e si confronteranno al Massimino, come detto sold out per la gara fra i rossazzurri e i giallorossi. Ecco qui, incominciamo con l'expected goal, Gianluca, ma poi ci proiettiamo anche in alcuni dati che sono particolari, i gol fatti e subiti di testa e anche i cartellini rossi che vedono il Messina avere il doppio delle penalizzazioni sotto questo punto di vista rispetto al Catania. Sì, diciamo che nei gol attesi il Messina, diciamo, che si trova in vantaggio rispetto ai gol che doveva
però appunto è gol attesi, quindi ha fatto più gol di quelli che doveva fare. Non possiamo dire questo del Catania, ma l'abbiamo ribadito già più volte. Il dato interessante qual è? Il dato interessante dove si può creare veramente un mismatch importante sono i gol presi dal Messina di testa, quindi probabilmente su una palla inattiva o su un gioco sugli esterni e palla dentro. Prendono troppi Giocherà gol. Cianci con ogni probabilità. Insomma. Ecco, quindi prendono molti gol su palla alta, questo è un dato del Catania, perché non ne fa pochi il Catania a palla alta, non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochissimi, quindi bisognerebbe sfruttarla. Per quanto riguarda i cartellini, sì, l'abbiamo un po' detto, sta nella fase di non possesso del Messina, se non vedono palla, non riescono a prenderla, fanno fallo, e quindi è un'altra situazione che Catania può provare ad avere, quindi avere pazienza, palleggiare bene, verticalizzare e aspettare l'occasione giusta. Lo vedo dai monitor di servizio, Francesco Triolo. Ciao Ciccio, ben ritrovato. Abbiamo commentato fino ad ora un po' il Messina. Buona serata a te. Allora, atmosfera, sensazioni, qui è arrivata anche la nota del Catania sul sold out al Massimino. Sappiamo che invece i tifosi del Messina non ci saranno. Con che spirito arriverà invece la squadra, secondo te? Tifosi del Messina che sono stati in questa settimana anche al Franco Scoglio per incitare la squadra, considerato che, come hai detto tu, non saranno al Massimino. Il Messina arriva con la mente libera, partiamo da questa considerazione, nel senso che è una squadra che ha 44 punti con 3 giornate dalla fine, potrebbe addirittura essere già salva matematicamente prima di scendere in campo al Massimino. Dipenderà dai risultati di Turris e Monterosi che giocheranno prima del derby. Quindi è una squadra che arriva a mente libera, una squadra che arriva quindi con la possibilità di regalarsi e regalare ai tifosi quella gioia che hanno chiesto, cioè la vittoria nel derby e il sogno di agganciare i playoff, e quindi per il Catania è una squadra da temere 2 volte a questo punto, perché è una squadra che non ha niente da perdere se la gioca a viso aperto. Non so se Gianluca è d'accordo. No, sono d'accordissimo, sarà una gara importantissima e difficilissima dal punto di vista tattico, dal punto di vista emotivo, una gara tosta, comunque bella da vedere. Comunque bella da vedere. Quando devi vincere per forza, e di fronte hai una squadra che invece gioca sulle ali dell'entusiasmo da una parte, ma anche con la serenità di aver fatto tutto quello che doveva e anzi può ottenere di più, è dura. Senti Ciccio, noi la formazione la faremo vedere dopo, nell'ultima parte della nostra trasmissione, la probabile formazione. Io invece adesso ti faccio vedere una grafica con gli ultimi risultati del Messina, il momento che attraversa la squadra giallorossa prima di arrivare a Catania, però ti chiedo quali sono le indicazioni tattiche che possiamo dare, poi daremo la formazione fra poco, la probabile. Guarda, le indicazioni tattiche sono quelle delle ultime settimane, nel senso che Modica ha cambiato in base anche alla presenza o meno di Emmausso, che quando c'è lui può giocare col 4-2-3-1, quando è stato squalificato, quando non c'è stato, ha preferito giocare col 4-3-3. Sono 2 moduli che ormai il Messina ha nelle sue corde, li gioca, li prova settimanalmente da tutta la stagione, quindi è indifferente per il Messina lo schema di gioco in questo momento. La difesa a 4 resta confermata ed è quella la base da cui si parte. Ha dimostrato che con il 4-2-3-1 diventa una squadra più pericolosa, perché soprattutto dopo una partita con Monterosi ha fatto ritrovare Plescia, che ha realizzato un gol bellissimo, si è portato dentro anche questo entusiasmo per il gol, e quindi Plescia con Zunno e Rosafi ai lati, Mausso dietro, diventa un pacchetto offensivo importante per come gioca Modica, perché poi alla fine sono gli ingredienti di un complesso di gioco tattico che Modica ha saputo plasmare, e l'allenatore ha dimostrato in questi mesi, permettimi, le capacità
le grandi capacità che ha avuto nel tenere compatto il gruppo, nel senso da novembre, quando ha avuto 5 sconfitte consecutive, la squadra in crollo verticale, è riuscito a risollevarlo, a riunirlo e a creare questo atteggiamento tattico che ha portato poi i risultati. È stata questa la forza del Messina. Ciccio, io ti ringrazio, come sempre puntuale e preciso. Aspetta che c'è Saro Foti che ti vuole chiedere una cosa, che è qui con Ciao, noi. mister. Ciao Francesco, Ciao, mister. ti chiedo di portare i miei saluti ad Ermanno Fumagalli, grande portierone, che io ho avuto a Melfi nella stagione calcistica 2004-2005. Quindi Era un ragazzino ancora. ma era già forte. Ma sai perché dico questo? Perché è un modello da seguire per chi fa sport, chi fa vita sana e chi è serio come Ermanno. Gioca fino a 40 anni e oltre, quindi veramente complimenti a questo grande atleta e a questo grande uomo. Allora, un saluto a Ermanno Fumagalli. Quando lo vedrò gli porterò sicuramente. Ti posso dire questo, mister, anche la capacità di essere uomo guida dello spogliatoio. Già lo scorso anno il Messina si è riuscito a salvare, quest'anno è riuscito a uscire dalle sabbie mobili grazie a 3-4 uomini guida. Fumagalli, l'anno scorso c'era Kragl, Ragusa e Fumagalli sono rimasti, quest'anno ci sono altri giocatori di spessore, sono stati loro poi a trascinare tutti i giovani che si sono trovati nello spogliatoio giallorosso, quindi confermo quello che dici. Grazie Ciccio, una buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ci ritroviamo alla prossima, mentre invece noi ci ritroviamo fra pochissimo con le probabili formazioni del Massimino. Fra poco. Ben ritrovati, verticalizziamo come mi dicono dalla regia, manca qualche minuto alla fine di preview, ma entriamo nel vivo con le probabili formazioni, ma prima c'è la top 11, che come abbiamo fatto nell'ultima parte della nostra preview, nelle ultime puntate, riguardano le prossime avversarie del Catania. Andiamo a vederla, la top 11 di questa settimana sono i giocatori delle squadre, è composta dai giocatori delle squadre che affronteranno il Catania negli ultimi 3 turni. Il modulo è quello utilizzato dal Catania attualmente, il 3-5-2. Ricordiamo che questa squadra nasce da incroci di statistiche e di dati che poi, messi in un sistema di gioco, portano allo sviluppo di questa formazione che noi vediamo qui sul monitor e che voi a casa avete già visto, ma che potrete rivedere adesso grazie alla nostra regia con molti del Benevento. Ovviamente stiamo parlando della squadra seconda in classifica, ma anche una buona rappresentanza ad esempio del Messina, Gianluca, con Plescia, Lia ovviamente e Pacciardi. No, è interessante il centrocampo, tutta gente di gamba, Improta, la Monica, Lia, De Francesco, Pastina, cioè gente che fa fine campionato farebbero 400-500 mila chilometri. Sì. Gente forte, una bella formazione. Altro che... E in attacco ci sono Plescia e Ciano, ovviamente, ripeto, e anche per conoscere ancora meglio le 3 squadre che il Catania affronterà in questi ultimi 3 turni di stagione regolare. Probabile del Catania al Massimino, intanto vi dico che la squadra è in ritiro, questo è il possibile 3-5-2, allora Furlan dovrebbe essere preferito da Albertoni in porta. Poi c'è il ballottaggio a centrocampo che riguarda Peralta, potrebbe giocare anche Welbeck, in quel caso sarebbe un 3-5-2 chiaro, con Quaini, Zammarini e Welbeck, Zammarini a destra e Welbeck a sinistra. Giocando Peralta è un 3-5-2 che diventa anche un 3-4-1-2, non ci sarà Sturaro, Cianci e Di Carmine sono gli attaccanti che probabilmente vedremo in campo fin dall'inizio nella partita contro il Messina. Gianluca? Soluzione di Peralta in campo a mio avviso va bene, perché studiare Messina vuol dire mettere poi l'uomo tra le linee, quindi Peralta già per caratteristiche va a posizionarsi in quella zona, va bene anche il discorso di Bois che può mettere qualche palla dentro per Cenci, quindi sfruttare anche il gioco aereo che è fondamentale in questa partita, e poi in mezzo tanta corsa e tante botte che non guastano mai. Non guastano mai. Come la vedi?
Saro? Io la vedo tatticamente, la decifro a modo mio. Magari gioca a 4 per cui ci frega completamente. Io non sono d'accordo, ad esempio, se fossi io, se il Messina dovesse giocare col 4-2-3-1, sì. Io non giocherei mai con la difesa a 3. Giocheresti con la difesa a 4? Ovviamente, perché chissà mai che domani nella rifinitura Zeoli ci sorprenda con una difesa a 4. Ogni sistema di gioco ha vantaggi e svantaggi, non esiste il sistema di gioco perfetto. Ma intanto possiamo vedere la probabile del Messina, visto che ne stavamo considerato parlando. Che il Catania è una partita che deve vincere, giocare con una difesa a 3 contro un avversario che ti propone un 4-2-3-1 potrebbe soffrire anche parecchio. Ti verresti a trovare con 3 centrali che potrebbero andare anche tra di loro in confusione a chi prendere l'unica punta. Il sottopunta sì, verrebbe controllato dal centrale di centrocampo, ma i 2 attaccanti esterni, le 2 mezze punte esterne, le 2 sottopunte esterne, chiamiamolo come vogliamo, potrebbero creare serie grattacapi se non ci sono i tempi giusti nelle coperture. E quindi io tatticamente, personalmente, poi ognuno il calcio lo vede a modo suo. Vedremo che cosa farà Zeoli. 4-2-3-1 l'abbiamo visto del Messina, lo possiamo rivedere ancora solo un attimo, tanto per citare alcuni giocatori con Plescia lì davanti, con Rosafio Mausso e Zunno, e poi Frisenna e Franco nella coppia davanti alla difesa, formata da Lia Manetta, Dumbravano, Ortisi e Fumagalli in porta. Gli arbitri del Massimino, per andare a vedere quello che sarà la trio in questo caso, perché noi facciamo vedere arbitro e assistenti, con Del Rio di Reggio Emilia e poi gli assistenti che sono di Battipaglia e di Alba, Fine e Allocco. A proposito, non di Allocco perché poi sembra che faccio delle battute in tal senso, e non voglio certo dire questo di chi ci ascolta da casa, invece torno da Naomi per sapere se c'è qualche ultimo messaggio da casa e poi andiamo a chiudere. Naomi. Vabbè, te la facciamo passare, Marco, questa sera te la facciamo passare. Comunque, a proposito della formazione del Messina, scrivono: ragazzi, occhio a Lia, numero 7 del Messina, perché insidioso. Forza Catania. Buonasera, domenica mi troverò a Roma per motivi familiari. È possibile vedere in streaming Diretta Stadio? Grazie. Certo, Diretta Stadio è disponibile sulla siciliaweb.it, e ti ricordo che tutte le nostre produzioni sono disponibili invece sul canale YouTube della Sicilia Web. Bene ragazzi, sono stanco e vado a letto. Voglio sognare un rotondo 3-0 per il Catania. È uno stadio che scoppia di felicità. Buonanotte. Sognare non costa niente, d'altronde. Mi dispiace che un derby così sia giocato con squadre sulla parte destra della classifica. Io tifo Messina, ma spero con tutto il cuore che il Catania si salvi, per poi il prossimo anno si vedrà. Avversari sì, nemici mai. Siamo siciliani. Con questo messaggio di sana sportività io per oggi chiudo la sala cinesca. Ci vediamo domenica. Buonanotte Naomi, ci vediamo. Buonanotte a te, ci vediamo domenica. Io saluto Saro Foti, grazie Saro. Grazie a te, grazie a tutti. E saluto Gianluca Russo. Grazie a te, buonanotte. Noi ci ritroviamo venerdì. Vi ricordo, appunto, domenica l'ha ricordato anche Naomi, la partita dalle ore 20:15. Noi siamo in diretta con Diretta Stadio, e poi alla fine ci sono anche ovviamente le interviste ai protagonisti. Corner torna lunedì come sempre, invece con preview. Vi aspettiamo a venerdì prossimo. Ciao.